Siamo con Cristiana Compagno, già rettrice e coordinatrice scientifica del progetto e curatrice del volume che ha analizzato l'impatto della dunata alpina sulla città sotto diversi aspetti. Sì, gli aspetti esaminati sono quelli di tipo economico, di quelli di tipo sociale e valoriale e anche abbiamo esaminato gli impatti ambientali, quindi grandi impatti economici, ma questo ce lo si aspettava con 300.000 persone in città, quindi un impatto economico che supera i 100 milioni di euro e con anche un gettito fiscale importante per la regione, un impatto valoriale molto forte che viene analizzato attraverso 3.000 interviste e un impatto ambientale sorprendentemente positivo, nel senso che gli alpini hanno lasciato i posti in modo migliore di quanto li hanno trovati. Siamo con Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA. Oggi è stata presentata questa ricerca sugli impatti della dunata di Udine e diciamo che anche i dati, anche la scienza certifica un po' quelli che sono i valori degli alpini, nelle pene nere. Direi di sì, direi che questa ricerca ha il grande merito fatta dall'università e quindi da un ente terzo di mettere in evidenza non solo gli aspetti economici che ci sono e sono rilevanti, ma soprattutto quello che fa molto piacere a noi e ci preme, gli aspetti veramente sociali, di rapporto con la realtà locale, di rapporto con tutti coloro che vengono alla dunata, amici e simpatizzanti, e soprattutto la grande volontà degli alpini sia in congedo che in armi, di dimostrare quello che è il loro vero senso, la grande umanità, la grande voglia di condivisione, la grande solidarietà. Credo che siano elementi fondamentali che questa ricerca mette bene in evidenza e che ci fa veramente piacere, fa anche capire perché le adunate degli alpini sono così partecipate, perché le adunate degli alpini quando sono finite portano nella realtà locale un valore aggiunto, che è anche non solo un valore economico, ma è veramente qualcosa di più, qualcosa che fa sentire meglio gli alpini che tornano e pensano alla dunata successiva, ma credo anche la gente locale che ha nostalgia, avrà nostalgia degli Alpi.